Ćao, dobro jutro, dobar dan ili dobro veče. Ne znam kada gledaš ovu lekciju i zato kažem dobro jutro, dobar dan, dobro veče. Non so quando guarderai questa lezione e per questo ti saluto in diversi modi. Dobro jutro, se presto, mattina, dobar dan, buongiorno, dobro veče, buonasera. Danas pričamo o školskom sistemu u Srbiji. Prvi deo. Oggi parliamo del sistema scolastico in Serbia, parte prima. Perché parte prima? Perché è talmente diverso rispetto al sistema in Italia e quindi non volevo appesantire troppo questa lezione. Infatti oggi ti parlerò solo del sistema, del periodo che si riferisce ai bambini piccoli, quindi quelli che frequentano il nido, l'asilo, la scuola dell'infanzia, quindi fino alle scuole elementari. Mentre stavo preparando questa lezione mi sono resa conto appunto delle differenze ancora di più di quello che pensavo e quindi sono sicura che ci troverai tanto materiale utile che può aiutarti nella tua vita quotidiana, soprattutto se hai bambini piccoli e vivi in Serbia, o anche nella traduzione, nel comprendere la società e così via. Quindi iniziamo subito. Školski sistem u Srbiji 1, quindi parte prima. Ecco, già qui vedi diversi sostantivi. Jasle ili jaslice, vrtić, predškolsko, oppure questo nome lunghissimo, pripremni predškolski program. Non ti preoccupare, nessuno dice così. Allora, iniziamo dal primo, jasle oppure jaslice, e questa è già un po' un'eccezione dal punto di vista grammaticale, perché è un plurale a tantum, vuol dire che questo lo usiamo sempre così al plurale. Jasle è un femminile plurale, ok? Non diciamo jasla, jasle. Tu ricordatelo così perché userai sempre jasle. Difficilmente usiamo altri casi, altre forme, di solito è jasle. Jasle oppure jaslice è un diminutivo per dire, diciamo, come nido, nidino, no? Jasle. Za bebe per i bebè, za decu od 6 meseci do 3 godine. Per i bambini dai 6 mesi fino ai 3 anni. Quindi od do, da a 6 meseci, 3 godine. Questo quindi corrisponde al nido in Italia. Jasle ili jaslice. Bebe idu u jasle. I bebè vanno al nido, ovviamente non da soli, diciamo li portiamo. Vrtić. Za decu od 3 godine do 5,5 godina. Vrtić, questa sarebbe la scuola dell'infanzia, l'asilo, per i bambini da 3 anni fino a 5 anni e mezzo. Quindi vedi come diciamo 5 e mezzo? Pet i po. E questo po sarebbe mezzo, metà, però diciamo sempre così. I po. Pet i po godina. E questo ippo è sempre attaccato, cioè vicino al numero. Come non diciamo in italiano 5 e mezzo anni, 5 anni e mezzo, in serbo è sempre vicino al numero. Pet i po godina. Poi abbiamo predškolsko, è la dicitura che si usa, mentre questa tra parentesi è il nome ufficiale, sarebbe il programma prescolastico preparativo, ma nessuno dice così. Predškolsko, vedi abbiamo pred prima e školsko, scuola, prescuola. Questo invece za decu od
5,5 godina do 6,5 godina. Quindi vedi, dura un po' di più rispetto al sistema italiano. Questo è obbligatorio. Traje 9 mjeseci, dura 9 mesi ed è obbligatorio, obavezno. Predškolsko je obavezno. Dopo questo iniziano le elementari, ma le vedremo la prossima volta. Grammaticalmente che cosa è da memorizzare qui? Ippo, vedi qui a destra in verde, ippo e mezza. Mesec, un mese, jedan mesec, però dopo i numeri 2, 3, 4 kažemo meseca, 2 meseca, 3 meseca, 4 meseca, però 5, 6 meseci. Quindi vedi, diciamo, za decu od 6 meseci, oppure predškolsko traje 9 meseci. Ti ricordo che mesec con la maiuscola significa la luna. Usiamo quindi lo stesso sostantivo, un mese, mesec, oppure mesec come luna. E vediamo qui, per evitare ogni equivoco, jasle, quindi ho detto che jasle corrisponde al nido, ok? Per i bambini molto piccoli. Però jasle non significa nido alla lettera, quello degli uccellini, ok? Per il nido degli uccellini diciamo gnezdo, neutro, singolare, e non lo usiamo nel contesto scolastico, ok? Quindi non tradurre mai moje dete ide u gnezdo, ok? Mio figlio va al nido gnezdo. Possiamo ovviamente usare gnezdo come nel senso, senso figurato, moja porodica je moje gnezdo, la mia famiglia è il mio nido, ma non come scuola. Jasle, oppure jaslice, è quindi l'asilo nido per i bambini piccoli, oppure il presepe. Ok, il presepe non è usato nella tradizione ortodossa, però se tu volessi descrivere un'usanza cattolica italiana a una serba, quindi dirai che fai ja pravim jasle, ok? Diciamo jasle. Chi va all'asilo nido, u jasle, u vrtić, u predškolsko? Kažemo đak ili đaci, alunno, oppure učenik, učenici, učenica, učenice. Đak, đaci, non c'è un sostantivo femminile. Quando diciamo đak può essere sia maschile che femminile. Vedi che il plurale è đaci, perché k davanti alla i diventa sempre z. Vediamo anche učenik, učenici. Učenica, učenice, plurale, è un'alunna, le alunne. Ricordati che student non lo usiamo mai nel contesto scolastico. Student è solo per le università, ok? Il verbo che usiamo soprattutto con questi sostantivi è il verbo uici, che appartiene al terzo gruppo. Perché terzo gruppo? Ti ricordo che il terzo gruppo al presente è composto dai verbi che hanno le vocali e in tutto il singolare e prima e seconda persona plurale e la vocale u nella terza persona plurale. Ici, andare. Ja idem, ti ideš, on, ona, ono ide, mi idemo, vi idete, oni idu e così via. La preposizione che usiamo con jasle, vrtić, predškolsko è la preposizione u. Ja idem u jasle, u vrtić, u predškolsko. Bebe idu u jasle. Mala deca idu u vrtić ili u predškolsko. Come diciamo maestro d'asilo o della scuola dell'infanzia? Vaspitač, maschile, singolare, vaspitačica, maestra, quindi vaspitačica.
Questo quindi solo fino alle elementari, poi useremo un altro sostantivo. Quindi quelli che lavorano con i bambini piccoli fino ai 6 anni e mezzo si chiamano così, vaspitač oppure vaspitačica. Il nome di questo mestiere viene dal verbo vaspitati, educare. Secondo gruppo, ja vaspitam, oni vaspitaju, aju. E vorrei che ricordaste anche questo aggettivo, vaspitan, ne vaspitan, educato, maleducato, ok? Vaspitano dete, un bambino educato, ne vaspitano dete, un bambino maleducato, ok? Vaspitač, vaspitačica, vaspitati, vaspitan, ne vaspitan. E arriviamo alla conclusione. Io spero che questa breve lezione vi sia piaciuta. Ovviamente ho preparato il PDF, le dispense di tutto quanto che potete ricevere via mail, ma per riceverlo via mail bisogna iscriversi seguendo il link che ho messo qui nella descrizione del video. Per favore, se il video ti è piaciuto, se lo trovi utile, metti mi piace o commenta il video anche ponendo i tuoi dubbi, domande. Sono curiosa di sapere che cosa pensate del nostro sistema scolastico e appunto se avete altre domande su questo argomento. Noi ci vediamo molto presto con la seconda parte dove parleremo appunto della scuola elementare, ok? Anche questa è diversa rispetto alla scuola elementare in Italia. Ciao ciao, vidimo se uskoro!